Se in un primo tempo sembrava che non ci fossero dubbi sul fatto che si era trattato di un tragico incidente, ora grazie all'acquisizione e alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio da parte dei carabinieri è stato possibile accertare che la 41enne di Favara, VDG le sue iniziali, si sarebbe tolta la vita. Sconosciuti al momento i motivi che l'avrebbero spinta al gesto, il cadavere carbonizzato della donna è stato infatti ritrovato accanto alla sua Fiat Grande Punto, completamente avvolta dalle fiamme nell'area dell'impianto Lukoil lungo la strada provinciale che collega Ragona Caldare con Favara. Il primo a intervenire è stato un vigile del fuoco libero dal servizio che si trovava a passare da quella strada. Il pompiere, accortosi dalle fiamme dell'autovettura, si è subito precipitato e ha trovato il corpo carbonizzato della donna. Quindi ha chiamato i suoi colleghi del comando provinciale di Agrigento. Sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione radiomobile della città e i loro colleghi della tenenza di Favara, che si stanno occupando delle indagini. La salma è stata trasferita al cimitero di Favara. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha preso la notizia e subito corso al distributore di carburante Lukoil, affermando: assistiamo con orrore a quanto avvenuto a una nostra concittadina rimasta uccisa in un rogo che ha coinvolto anche la sua auto nei pressi di un distributore di benzina. Una mamma che lascia una famiglia distrutta e che noi rivolgiamo le nostre condoglianze nella speranza che al più presto si possa fare chiarezza su quanto accaduto per quel che vale dinanzi a una tragedia tanto grande. Insieme all'amministrazione e al Consiglio Comunale tutto manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia.